Adesso facciamo un giro per le piazze più belle di Padova. Ce ne sono tante e sono proprio belle. Luigi, che piazza è questa? Allora, questa qui è Piazza delle Erbe, Tutti i giorni mercato qua? tutti i giorni mercato. Ah, che meraviglia, guarda che bello! Sembra un po' un mercato orientale, è veramente popolatissimo. Sarà assurdo, ma mi ricorda quasi il grande mercato coperto di Istanbul. Qua dove siamo arrivati? E siamo in Piazza della Frutta. Ah, là è la piazza della verdura e questa Sì. è la piazza della frutta. Ascolta, veramente alla faccia dei centri commerciali, con Sì. tutto l'affetto, Sì, perché sì, qui sì. è un grande centro commerciale dentro a un bellissimo centro storico. Pulsante. Ah, pulsante e pulsante. Va bene, di qua? Sì, di là. E dove andiamo? E qui adesso andiamo nel gioiellino, nel salotto di Padova, che è la Piazza dei Signori. Il Duomo. È bellissimo, è un centro storico vivissimo, bello. È una città, beh, si sapeva che era bella, ma scoprirla slow è una vera soddisfazione. È un caffè espresso in tazza grande, macchiato con una crema molto leggera, profumata alla menta con una spolveratina di cacao. Non si zucchera e non si mescola, si beve così com'è. Oh, allora, il caffè di Pedrocchi non si zucchera, non si mescola, non si discute, si prende com'è. Grazie, è una specialità assoluta. È un monumento nazionale, ma è anche un luogo storico. Allora, il primo dei Pedrocchi, mi sembra si chiamasse Francesco, ha cominciato a fine Settecento a importare il caffè. Bevanda strana, bevanda che stava diventando di moda, bevanda rivoluzionaria. Poi il figlio Antonio invece, primi 800, 1830, inaugura proprio il caffè Pedrocchi, che diventa un posto mitico. Qui gli studenti avevano diritto di venire, bevevano un bicchiere d'acqua gratis, si potevano sedere. A proposito, 1848, succede un 48, perché? Perché qua dentro viene ferito uno studente. Il caffè senza porte, aperto 24 ore al giorno, viene ampliato, è un'opera architettonica molto importante, è proprio il cuore della città. A Pedrocchi. Questa qui sarebbe la tomba di Antenore, fondatore di Padova. Antenore, compagno di Enea, quindi venivano tutti e due da Troia, almeno secondo Virgilio. Beh, insomma, se così fosse, la città affonda le sue radici nel mito. Canale Santa Chiara dal Ponte delle Torricelle. Siamo arrivati in Piazza del Santo. Sant'Antonio da Padova. In realtà mi risulta che venisse dal Portogallo. Siamo nella prima metà del 1200, è il santo di tutti, è il santo di tanti, è il santo degli zingari, è il santo degli studenti. Questo è protettore della famiglia, delle cose perse, infatti c'è una particolare preghiera che si chiama Sequeri, che si recita quando qualcuno ha perso qualcosa e si dice che con i sequeri la cosa si ritrova. Sequeri. Sequeri. E per i latini, quindi per la Spagna, il Brasile, l'Argentina e quant'altro, è colui che si occupa di trovare marito alle giovani signore single. E la mia nonna aveva una statua di Sant'Antonio perché quando mio nonno è stato riformato
perché avevo ormai 3 figli e non è andato in guerra, lei è venuta qua a ringraziare Sant'Antonio. E chissà se Sant'Antonio protegge anche quelli che rischiano di perdere il treno. Stazione di Padova, lo slow tour continua, carico la bici sul treno, avanti!